Siamo al castello di Scaletta. Di fronte a noi un ritratto di Carlo Filangieri. 1850 circa. Carlo Filangieri, duca di Taormina e principe di Satriano. Un'incisione di Carlo V di Spagna. Il quadro originale si trova al Museo di Madrid. Qui abbiamo le antiche pergamene scritte intorno al XVI-XVII secolo. Avviso: tutte le cure nell'esercizio delle interne incombenze che Sua Altezza Reale, Vocale Generale, si è degnata addossarmi sono dirette e rivolte a far conoscere al popolo di Sicilia i vantaggi della novella proclamata Costituzione e a fargliene sperimentare gli effetti felici. E perciò che resta risoluta e decisa la soppressione del pagamento del dazio reggio di grana 4 a rotolo sulla carne da macello, a contare dalla data del presente avviso. I signori intendenti e le valli rispettive si dovranno tutta la premura di rendere pubblica questa disposizione e di sorvegliarne l'adempimento. Il pubblico deve essere nella certezza che progressivamente sarà in tutto migliorata la sua sorte. Messina, 1 agosto 1820. Il luogotenente generale interino, principe della Scaletta. Carlo VII d'Asburgo di Sicilia. Ruggero, incoronato a Palermo il 25 dicembre 1130. Guglielmo I salì sul trono nell'anno 1154. Guglielmo II salì sul trono nell'anno 1167. Enrico VI salì al trono l'anno 1192. Federico II salì al trono nell'anno 1198. Tancredi salì al trono delle due Sicilie nel 1190. Questa è una rara uniforme completa del luogotenente generale di Sicilia e ministro segretario di Stato Antonio Ruffo, principe della Scaletta, prima metà del XIX secolo.
prospettiva